Buongiorno amici di Archiosarrabus, da molto che non ci vedevamo, ma rieccoci, l'estate è finita, il clima si sta un po' mittendo e quindi ricominciamo con i nostri giretti e con le nostre avventure. Oggi sono con Fabio, eccolo, e siamo venuti a vedere, come vedete alle mie spalle, la Domus de Janas de Sudasoro. Ah no, aspettate un attimo. Come potete vedere alle spalle de Gusta Garrea de Figo Murisca o di fichi d'India in italiano, questa bellissima Domus de Janas scolpita nel granito. Adesso cercheremo di entrare magari senza ammazzarci con questo fichi d'India. Abbiamo dato una pulittina un po' leggera, però allora la Domus in questione è minchia bellissima, forse è una delle più belle che io ho visto qua in zona. Come vedete, da un lato qua dell'antecella è crollato un po' il soffitto, quindi entra un po' di luce. Nella cella che è lì in fondo abbiamo dovuto puntare una pila perché c'è buio, e alla nostra sinistra qua un altro cedimento che è stato chiuso poi con delle pietre. È stato realizzato questo murettino per chiudere. Allora io adesso voglio cercare di entrare dentro, però vi risparmio i lamenti, quindi ci sentiamo una volta che sono dentro. Eccomi, sono entrato dentro. Diciamo che è anche abbastanza è pieno di nidi di vespa, però mi tocca stare in silenzio qua, fare piano. E diciamo che è molto grande confronto alle altre che conosciamo, dove io non riesco ad entrare. Qua riesco a stare bello, sono in ginocchio, però ecco c'è ancora spazio sopra di me. Lì quello che dicevo, il crollo sulla sinistra che è stato cercato di tappare, eccolo là con quel muretto, e poi la cella che adesso io cercherò di illuminare con questa pila. Si vede che qua c'è passato un incendio. Le dimensioni sono grandi. Allora pensate che sono più o meno 2 metri di larghezza, di lunghezza, voglio dire, per 1,5 metri di larghezza. Ecco, il soffitto è tutto annerito sicuramente da un incendio. Sicuramente la parte qua dell'ingresso è crollato, è stato, ecco qua, vedete, è crollato, quindi, però è bellissima, è molto bella. Questa sarebbe bello dargli una pulitina e farla, anche indicarla per farla visitare. Ok, io adesso esco perché non voglio svegliare le vespe e ne riparliamo fuori. Sono uscito. Tra l'altro ho fatto il giro per vedere se riuscivo a capire dove entrava quella luce sulla destra dell'ingresso, e con il mio grande stupore sembra quasi che ci sia qua stato il tentativo di farne un'altra. Infatti qua, come potete vedere, qua ci sono diciamo, si vede che c'è la lavorazione perché la creazione di un'altra stanza anche lì in fondo, e poi evidentemente è crollato un pezzo lì della parete illuminando quella che c'era sotto. Però ecco, anche lì in fondo dietro questo fichi d'India si vede che c'è stato il tentativo di creare un altro ambiente. Questo sicuramente l'hanno abbandonato quando hanno visto che è probabile che allora ce ne fosse anche qualcun'altra qua, perché il blocco di granito è molto grande. Adesso da qui non si vede perché è completamente coperto da queste fichi d'India, però è molto grande, si stende anche sulla parte, diciamo, destra, quindi lato ovest. Tra l'altro qua sopra queste cime ci sono dei versi nuraghi, Sudasoro, Cominedo, vi ricordo, poi vabbè, tutto il monte di San Priamo. Siamo sotto qua, sono censiti 2 insediamenti di epoca romana. La Pili parla di un insediamento di epoca medievale, quindi sicuramente è una zona che è stata sfruttata per tantissimo tempo, ancora oggi. Sotto c'è un'azienda agricola, molto interessante. 2 passi da casa, non l'avevo ancora vista. Ringrazio Fabio che mi ha accompagnato. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Se vi è piaciuto il video, se vi piace il lavoro che stiamo portando avanti, mettete mi piace, condividetele con i vostri amici. Vi ricordo che siamo su Instagram anche come Archiosarrabus. Abbiamo aperto la pagina di YouTube sempre come Archiosarrabus, quindi ci sono tante opportunità per seguire i nostri lavori.
Grazie per il sostegno, alla prossima, ciao!